Eccoci qua amici nella splendida cornice di Villa Arca del Santo ad Anguillara Veneta per presentare il lunario della Serenissima 2021. È un lunario prettamente veneto e proprio per questo parte dal 1° marzo per andare incontro al calendario antico che già era prima del 1797, ovvero della conquista di Napoleone alla Repubblica Veneta, la numerazione del calendario appunto. Parte da marzo perché con marzo iniziava la primavera. Oltretutto in marzo, e questa è la tavola esplicativa che descriviamo, è il compleanno di Venezia, che è nata il 25 marzo del 421, che compie 1600 anni, il disegno della chiesa di San Giacometto e poi una spiegazione tra mito e realtà della fondazione della famosissima città. Ad ogni giorno del mese c'è un proverbio veneto che ha puntualmente estrapolato Albano Tassani, che è l'autore del format del Lunario della Serenissima, che ormai conta più di 20 anni di edizioni. Per invece aprile abbiamo la storia del Leone di San Marco, poi ci sono curiosità delle antiche leggi della Repubblica Veneta o estrapolate per ogni mensilità. Per maggio abbiamo uno dei personaggi dei Veneti antichi, Nerca Trostraia, e la bellissima tavola qui di Carla Godin. Abbiamo per giugno Carlo Menon, che è poco conosciuto ma è uno dei più interessanti e così estrosi inventori del Veneto, più precisamente da Roncade, che è stato il primo a creare un'automobile a 4 ruote, una vettura a 4 ruote, ancora giovanissimo. Poi abbiamo nel luglio abbiamo dedicato la tavola storica ad Antonio Pigafetta, il mitico navigatore a fianco di Magellano durante il giro del globo. Come già presentato in un video precedente, la storia di Anguillara Veneta, grazie alle nozioni di Luigi Polo e grazie al contributo di Ottorino Brigo e Renzo Bolsonaro qui presenti, la storia del paese, da cui siamo anche ospitati, e a seguire a settembre la storia della patata america, che è una di Anguillara Veneta, che è un prodotto déco tipico del comune, insieme anche con i formaggi dell'Adige, di cui abbiamo in previsione una nuova tavola per l'anno 21. In ottobre una bellissima tavola di Galliano Rosset, che pubblicizza la Fiera Franca di Cittadella, sempre tutto corroborato ovviamente dai giorni della settimana con ricorrenze, santi, con i soliti proverbi di matrice veneta. Siese e Pietà di Albare per novembre 2021, per ricordare e fare anche un po' di ambientalismo, visto che ormai sono cose che stanno andando a perdersi. Per dicembre 2021 abbiamo la Madonna del San Tommaso e gli orti, a Orti del Buonavigo, una bellissima tavola di Franco Graziani. Iniziamo con gennaio 2022, perché partendo da marzo arriviamo fino a febbraio del 2022, in cui abbiamo la tavola di Ezzelino da Romano, in cui si spiega proprio in questa parte il dualismo tra Ezzelino e Federico, con l'aiuto degli areti di Ventura di Bassano del Grappa. Per febbraio abbiamo l'anniversario di Lonigo e il suo leone, perché è stata posta nella città di Lonigo, qui c'è un excursus della storia, è stata posta una riproduzione molto simile del leone di Venezia nella città di Lonigo. Per gennaio 2021, perché partendo da marzo non ci siamo dimenticati del calendario gregoriano, quindi in fondo abbiamo messo le tavole di gennaio e febbraio 2021 per appunto andare incontro anche alle esigenze ovviamente del tempo nostrano. Cleonimo, lo spartano che voleva conquistare la laguna veneta e che non ci è riuscito, ed è una storia molto interessante, sempre da una tavola di Carla Golin. E invece infine per febbraio 2021 la prima parte di Ezzelino da Romano,
che è la prefazione alla tavola che avevamo visto in precedenza. Colgo l'occasione per ringraziare Albano Tassani, che è il creatore del format, è colui che gestisce un po' tutto il lunario della Serenissima 2021, Renzo Bolsonaro e Dottorino Brigo per la disponibilità, la simpatia e anche le nozioni che ci hanno dato per la stesura delle tavole di Anguillara e della patata americana Decò. E infine anche le nozioni storiche di Luigi Polo, che sono state indispensabili appunto per la stesura. Grazie mille a tutti. Lunario della Serenissima 2021. Ma non intuito.